Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi. Parliamo di tutela del territorio, di configurazione del territorio e dell'importanza dei consorzi di bonifica. In questo caso vi spiegheremo bene, supportati dal presidente LEB, la valenza e quanto deve essere fatto da un consorzio di bonifica di secondo livello, di secondo grado. Vedremo di che cosa si tratta e soprattutto per certe aree territoriali quanto è importante il suo funzionamento. Luciano Zampiccinini, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Presidente. Allora, arduo compito perché soprattutto recepire certi messaggi quando non ci sono emergenze risulta anche difficile. Tutti siamo abituati a lavorare sempre quando c'è il problema e allora puntando i diti contro uno, il dito contro l'uno contro l'altro. Quando invece tutto è tranquillo, tutto funziona, si dà per scontato che certe cose debbano andare, ma non è così. Voi navigate nelle difficoltà, vero? Noi siamo in perenne difficoltà. Ecco. Beh, spieghiamo prima che cos'è il consorzio di secondo livello, il vostro in modo particolare. Perfetto, io faccio un po' di storia proprio dall'inizio. Nella regione Veneto, dopo le varie fusioni della legge del 2009, la legge 12, esistono 10 consorzi di primo grado, cosiddetti consorzi elementari, che nell'origine sono stati formati da persone, da cittadini che, avendo un problema nel territorio, avendo degli allagamenti, si sono uniti e hanno formato delle piccole associazioni, dopo trasformati nel tempo, parliamo di qualche 500-600 anni fa, per cui ai tempi remoti. Quindi spontanei. Perfetto, proprio di fronte a un problema si sono create delle soluzioni. Dopodiché con le varie leggi del 33 e via dicendo, la regione Veneto attualmente ha conformato il consorzio di bonifica in un territorio dove si riesce a trasformare quello che è il lavoro del consorzio, verificarlo proprio in territorio sia campagna che abitativo e riuscire ad emettere quel famoso, come conosciamo, cartelle o tributo esattoriale. Infatti, ecco, questo è un esempio di territorio di vostra pertinenza. Dopodiché facciamo il passo successivo, ecco perché questi sono cosiddetti consorzi di primo grado. Noi che siamo un consorzio di secondo grado siamo il passo successivo. Abbiamo creato i tecnici da un'idea dei consorzi nel 1960 e oltre. Si è verificata una necessità nel territorio, Bassa Veneto, dove hanno progettato, dove hanno sviluppato un'idea per formare un canale che cerchi di risolvere il problema irriguo della provincia di Verona, Vicenza, Padova e una parte limitatissima di Venezia. Cosa vuol dire problemi irrigui? Qua vediamo opera di scarico Bacchiglione. Perfetto, ecco, volevo ancora magari definire la parola secondo grado. Ecco. Noi siamo stati pensati e formati dalle amministrazioni dei 3 consorzi che ci formano, da Alta Pianura Veneta per quello che riguarda Verona e parte di Vicenza, dal Bacchiglione che riguarda Padova, e da quel che è oggi definito Euganeo, la maggior parte del nostro contribuzione è l'Euganeo, e la Bassa Padovana. Loro hanno costruito e pensato un'opera che però era difficile da amministrare e hanno creato, proprio per non far differenze tra i vari consorzi nel modo di operare, una struttura, una sovrastruttura delle loro amministrazioni, proprio che possa garantire l'effettiva distribuzione della quantità dell'acqua immessa in questo canale nella nostra opera di derivazione e formazione proprio del nostro canale. Cosa vuol dire derivare o problemi irrigui? Vuol dire che la maggior parte del territorio della bassa veronese, bassa vicentina e quasi tutta Padova hanno una caratterizzazione di un terreno molto leggero e fertile solamente se ha una ricchezza d'acqua, proprio perché venga portata al bisogno delle culture quella che è oggi la sostanza principale, cioè l'acqua. Perché tutte le coltivazioni agricole possono sì esistere se c'è l'acqua. Quindi un terreno leggero. Terreno leggero di formulazione molto particolare che non può avere quelle resistenze alla siccità che magari hanno altri terreni. Certo. Ecco.
Per cui da lì è nata l'idea della nostra formazione e del nostro utilizzo come opera irrigua nel territorio. Non facciamo solo opera irrigua perché è un binomio, facciamo sì un servizio totale all'agricoltura nel Veneto su una superficie dei consortili di 350.000 ettari, noi riusciamo ad arrivare in circa 85.000 ettari proprio come servizio irriguo. È tanto comunque, o no? È tanto che però per noi è sempre poco perché vorremmo sempre riuscire ad arrivare a superfici molto ma molto maggiori. Superiori. Perché l'opera sarebbe stata progettata e funzionerebbe anche per minimo un aumento del 20% di queste superfici oggi servite. Cosa dire adesso del consorzio? Noi facciamo, oltre o sfruttando l'irrigazione per l'agricoltura, riusciamo ad arrivare anche nei 102 comuni che serviamo anche in fase ambientale. Noi riusciamo a emettere l'acqua in quei canali che magari cercano di diluire nei bisogni o nei momenti di crisi idrica naturale tutti quei fiumi che andiamo a interfacciarsi. Per cui non da ultimo il problema di Padova, città, che se non apportiamo noi acqua nel Bacchiglione e nei vari reticoli dopo il fiume, qualche problema a livello igienico-sanitario in qualche momento ce l'avrebbe. Addirittura. Per cui noi facciamo sì servizio irriguo ma anche ambientale proprio di diluizione come è stato o come è in questo momento. Cioè ci spieghiamo bene per i non addetti ai lavori cosa fate e cosa succede in questo momento. In questo momento, con il momento particolare di siccità e di non perturbazioni in arrivo di acqua piovana o qualsiasi voglia dire modo naturale di addivenire alla risoluzione del problema, noi andiamo nel nostro percorso che parte da Belfiore, la zona sud di Verona, e arriva fino a Cervarese Santa Croce, sono circa 48 chilometri, insiste un'opera, un canale artificiale che va a interfacciarsi con 7 fiumi, 7 reticoli principali, dall'Alpone al Gua, al Fratta, a livello veronese vicentino, al Bisato, fino ad arrivare al grosso fiume Bacchiglione. Tutti questi in origine dove veniva costruito un paese, veniva costruito dove c'era l'acqua sì potabile, ma anche dove c'era un reticolo che portava via tutto quello che rimaneva del vivere normale. Oggi, con la mancanza di piovosità nel territorio, questi fiumi vanno in crisi, per cui non hanno più il minimo vitale, non hanno più quell'acqua che possa essere utilizzata sia per vivere i pesci e quant'altro animali possano essere e possono trovarne godimento in quell'acqua, ma anche perché tutti gli scarichi che i vari comuni fanno devono essere rimpinguati proprio per il migliore vita possibile sia umana che animale. Ma voi fate dei controlli anche sulla salute dell'acqua? Autonomamente noi facciamo qualche controllo, non previsto per legge, ma proprio per la sicurezza del lavoro che noi facciamo. Noi facciamo dei controlli proprio saltuari, anche perché in fianco a noi c'è ARPAV con le varie misurazioni, le varie analisi, e credo che sia l'ente preposto a livello regionale per competenza e anche per egemonia nelle varie prelievi che può avere nel territorio. Comunque la competenza anche dei consorzi di secondo livello è un'acqua irrigua per quanto riguarda l'agricoltura? Sì, il primo obiettivo è servire il territorio per l'agricoltura. Non da essere inferiore però anche l'aspetto ambientale, perché oggi se non c'è, in questo momento non c'è nessuna richiesta di irrigazione, ma c'è la richiesta di rimpinguare i fiumi per il problema igienico-sanitario.
Quindi questa non è cosa da poco. Il problema ambientale di cui si parla parecchio anche in questi giorni è quello relativo anche all'inquinamento della falda idrica, e però noi cittadini profani sappiamo che ci sono certe province interessate, tra cui anche la provincia di Padova e di Vicenza, eccetera. Non mi pare Verona che non ne sia presa col FAS, no? Sì, limitatissimo, credo che sia proprio a confine Verona. Infatti, è una cosa che vi riguarda? Allora, noi non saremo interessati alla risoluzione o al divenire di questo problema di inquinamento, anche perché noi siamo abilitati a prendere acqua dall'Adige e portarla nel territorio, non abbiamo altre funzioni. Cioè, dicevo prima, le analisi le facciamo noi di spontanea volontà e rimangono dentro al nostro consorzio, proprio per avere la sicurezza di quello che facciamo, ma indipendentemente dal problema ultimo che sta nascendo o è esploso. Sono sempre state fatte, abbiamo un fascicolo che riguardano le analisi proprio di nostra spontanea volontà. Ecco. Su quell'idea, ecco, che adesso sta venendo alla conoscenza di tutti, è da qualche settimana che anche noi vorremmo portare all'attenzione degli enti preposti della Regione e di tutti i vari uffici la nostra disposizione proprio a fianco di quel problema, di quella zona dove le analisi si sono verificate e sono alla conoscenza di tutti. Noi avremo proprio l'opera che, per quello che riguarda la falda superficiale, potrebbe, dico potrebbe perché non sono un tecnico, potrebbe alleviare il problema. Se noi riuscissimo in questo momento ad avere la possibilità di prelevare l'acqua da Belfiore 365 giorni, noi riusciremo eventualmente a dilavare quel territorio addirittura oggi predestinato a avere quel problema. Ecco. È un'idea che è qualche settimana, lo ripeto, che sto cercando di contattare tutti quelli che vogliono sentirmi a livello politico, dalla maggioranza alla minoranza, dai sindaci agli rispettivi geni civili, uffici regionali, dopodiché io di qua non posso che quindi è una cosa che sarebbe fattibile senza compromettere l'equilibrio del bacino da cui voi procurate l'acqua, insomma. Un attimo solo che ci è arrivato un messaggio, ma perché non riusciamo a fare prevenzione invece di intervenire in emergenza? Perché poi tutti sanno che costa il triplo intervenire in ritardo. Quali interessi ci sono? Ma noi non possiamo intervenire in emergenza, perché la nostra opera ha un servizio, rispondo al messaggio. Sì, ecco. sì, no, infatti, ecco, perché si sente parlare dei consorzi in emergenza. Perfetto, ma noi abbiamo una funzione solo. Cioè non possiamo andare in emergenza, non siamo un consorzio di primo grado dove magari dobbiamo far fronte a delle emergenze. Noi abbiamo un compito che preleviamo l'acqua di un fiume e la andiamo a portare in altri fiumi. I consorzi elementari vanno a fare il servizio e la distribuzione di quest'acqua. Perfetto. Non andremo, se noi avessimo la concessione di derivare, noi non faremo altro che eventualmente mettere a disposizione degli altri consorzi nei vari punti di erogazione. L'altro messaggio diceva rispetto per l'acqua, guarda, rispetto per noi stessi, è un'altra cosa importantissima. Ed era proprio l'incuria. Ecco, quello che magari volevo spiegare o che passasse come messaggio era proprio per quello che essere utilizzati come opera, come consorzio, di riuscire a trasportare quell'acqua del sud veronese dell'Adige, che è considerato il fiume più sano del nostro Veneto in questo momento, riuscire a portarla in quel territorio che magari oggi ha particolare bisogno sarebbe proprio quello che ci vuole. La nostra volontà, il nostro modo di operare e anche il nostro interesse. Allora, continuiamo di questi argomenti, sono molto interessanti. Prima andiamo pochi secondi in pubblicità, così possiamo tornare insieme e vedere anche altre immagini.